Un buon pomeriggio a tutti appassionati di calcio dilettantistico dal Polisportivo di Fulgatore per la prima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Oggi si affrontano Super Giovane, Castelbuono e Fulgatore. Bravo nell'anticipo, poi D'Amico si distende ancora una volta in transizione positiva il Fulgatore con Inglese, zona tiro per lui, ci prova! È la prima opportunità della partita. Barbara, c'è spazio. Poi va da Campanella che con un colpo di tacco fa fuori la pressione avversaria e calcia in porta. Risponde presente Fagone bloccando un altro pallone dopo il tiro di Inglese, ma è già la seconda. Conclusione nello specchio. Pappalardo apre il gioco da Garofalo, una finta, ancora Garofalo, va direttamente al tiro. Murata, la conclusione dal pacchetto arretrato biancazzurro di uomini nella barriera a difesa della porta di Mistretta. Fischia il direttore di gara. Parte questo calcio di punizione che finisce dritto in porta, poi Mistretta, una mischia in aria e arriva il gol della Super Giovane Castelbuono. Si sblocca il risultato al Polisportivo. Ancora un gol di Pennisi. Questo compito a Cirrone o Campanella? Vediamo se andrà il capitano stavolta. Anche stavolta è una finta invece. Campanella va dritto in porta! Grandissima l'idea del 4. Tanto bella l'idea, cercare Torres e Barbara stava per fare un disastro, ma lo fa comunque perché mette in grave difficoltà Mistretta e qui vicino alla porta di Mistretta. Intanto pallone illuminante per Torres che calcia, ma non è riuscito a far male a Mistretta. Pronto questo corner battuto a cercare la testa di Di Maggio che impatta bene, poi l'opportunità di testa però a far su il pallone da buonissima posizione, primo possiamo dire così squillo del Fulgatore, poi il tiro dalla media distanza da parte di Antonino Todaro. Infatti sembrava strano che un giocatore avversario finisca il pallone, ma quando si è svantaggioso si prova tutto e tutto. Marrone! Dal volo Marrone, da subentrato la carta di mister Bognanni, raddoppia il parziale, il centrocampista inserito a gara in corso. Voglia di difendere il risultato, intanto finisce giù un giocatore del Fulgatore, ma si rimane in situazione di gioco offensiva. Cirrone pensa al tiro, ma il pallone si spegne sul fondo. Il solito arenoso, sempre presente in queste situazioni. Non batte lui, bensì c'è andato direttamente Antus, un tocco, comunque c'è il contropiede della Super Giovane. Scambiano bene i due argentini. Torres la mette giù, può andare col destro, sterza, Cirrone ci duella, è messo giù l'ex Studiantes, indica il dischetto il direttore di gara. Pronto a calciare col mancino. Mistretta contro Bellecco. Fischia il direttore di gara, va Bellecco, battuto Mistretta e cala il tris della Super Giovane con tanto di applauso di tutto il pubblico arrivato fin da Castelbuono per sostenere la sua squadra. Falo scambia 1-2 con Marrone, gioca bene la Super Giovane, poi allarga il gioco Torres, sempre Garofalo, zona cross per lui, parte questo pallone in mezzo per Torres, due volte e arriva il poker della Super Giovane Castelbuono, ce l'ha fatta a sbloccarsi anche in campionato Torres. La Super Giovane col solito Torres infermabile, poi Mendes sulla destra, può andare al cross, Russo, Mendes può andare al cross sulla destra, ci prova, il cross è tagliente e arriva il quinto gol della Super Giovane Castelbuono. Debutto con assist per Mendes e arriva la seconda rete in maglia castelbuonese invece per Pardo, che si mette in mostra, come detto a più riprese, tra i grandi. Triplice fischio al Polisportivo di Fulgatore, vince la Super Giovane 5-0.